Buongiorno a tutti, sono Alberto Felici, sono il Field Marketing per quanto riguarda l'area nord-est di Sipcam Italia. Oggi vi parlerò di due argomenti principali. Allora, il primo è a proposito di una caricida e come secondo argomento parleremo invece di una prova di selettività per quanto riguarda gli acari fitosedi. Partiamo dal primo prodotto che appunto è una caricida ed è Fenergy SC. Fenergy SC è un prodotto nuovo per Sipcam ed è costituito da due principi attivi che sono l'exitiazox e il femperoximate. La formulazione è una sospensione concentrata, al cui interno, visti i due principi attivi, troviamo due meccanismi di azione differenti. Come agisce? Agisce per contatto e per ingestione. Andiamo a vedere un attimo le due molecole nel dettaglio, che sono appunto il femperoximate, che appartiene alla famiglia dei fenossipirazoli, e come principio attivo va a agire, diciamo, in determinate reazioni che avvengono a livello mitocondriale. Agisce sull'adulto e quindi agisce per contatto, sia sull'adulto che comunque sulle forme giovanili. Per quanto riguarda invece l'exitiazox, è una caricida regolatore di crescita, quindi il suo target sono le uova e comunque le larve. Regolatore di crescita, quindi inibisce praticamente la sintesi della chitina, quindi l'insetto, in questo caso l'acaro, scusate, non riesce a effettuare la muta e quindi muore. Quindi diciamo che avendo questi due prodotti al suo interno possiamo definire Fenergy SC come un prodotto one pass, che abbiamo preso un po' questo termine anche dagli erbicidi, perché mi viene a controllare sia le uova che le larve, sia anche l'adulto, quindi tutti gli stadi appunto dell'acaro. Passiamo un attimo all'etichetta. Per quanto riguarda appunto il settore della vite, il complesso della vite, il prodotto è registrato su Ragnetto Rosso, ma è registrato anche su tanti altri acari su altre colture. La dose di utilizzo è di 1,2 litri ettaro, quindi la dose è standard, e ha un tempo di carenza di circa 28 giorni. Questo è un estratto praticamente delle linee di difesa della lotta integrata della Regione Veneto 2023, dove appunto volevo far vedere che i due principi attivi sono all'interno e possono essere utilizzati in miscela perché hanno un meccanismo d'azione differente. Oltre al ragnetto rosso, su vite, anche se non è etichetta, possiamo comunque dire che Fenergy SC ha un ottimo effetto contenitivo anche per quanto riguarda il ragnetto giallo. Quindi perché scegliere Fenergy? Perché è un prodotto con uno spettro d'azione completo, avete visto che si occupa sia delle uova che delle forme giovanili che degli adulti e di più acari. Ha una formulazione liquida, quindi di facile dosaggio, ha un'attività sinergica perché ha due sostanze attive ed è utilizzabile in un'ottica di strategia antiresistenza perché appunto ha due meccanismi d'azione. Raccomandazioni d'uso: come vi dicevo prima, la dose è di 1,2 litri ettaro e in funzione della cultura comunque noi consigliamo sempre di bagnare bene la vegetazione. Per quanto riguarda la soglia di intervento, diciamo che alla comparsa delle prime forme mobili ci conviene entrare e trattare. Effettuare il trattamento durante le ore più calde della giornata in modo tale che l'acaro in quel momento lì è più mobile, quindi più attivo, e quindi vado a massimizzare l'effetto bersaglio. Questo prodotto qui comunque Fenergy SC è meglio consigliamo di non utilizzarlo in miscela ma di utilizzarlo da solo. Ovviamente per quanto riguarda la gamma di Sipcam di prodotti insomma caricidi, Fenergy SC non è da solo ma fa parte di una gamma completa. Vediamo comunque anche il Matacar, che è un prodotto storico ovolo-erbicida di Sipcam, e in contemporanea anche il Canemite che comunque ad oggi non ha una registrazione su vite ma solo su Drupace e Pomace, ma stiamo lavorando intanto quest'anno per il 2023 per un articolo 53 su vite. In ottica 2024 stiamo prevedendo di avere un'estensione di etichetta per quanto appunto riguarda la vite in maniera definitiva. Io con la caricida ho finito, passo al secondo argomento che invece riguarda appunto la prova di selettività. Prova di selettività di cui vi avevo già parlato l'anno scorso con una prova di Agrea di Verona, dove vi avevo mostrato appunto l'effetto selettivo di Etofemprox nei confronti di Campimodromus aberrans su vite da vino. Invece quest'anno vi propongo una prova invece effettuata dalla Fondazione MAC, è una prova che è del 2020, per darvi diciamo un panorama più ampio per quanto riguarda appunto la selettività di diversi piretroi a confronto
e sempre nell'ambito appunto degli acari fitoseidi. La prova qui è stata fatta su melo, non su vite, e il fitoseide di riferimento era Amblyseius andersoni, un fitoseide che è presente anche su vite. Questa prova qui insomma è stata fatta perché in Trentino insomma per combattere la piaga, diciamo così, della cimice asiatica sono stati utilizzati tantissimi piretroidi, cosa che vediamo di riflesso anche oggi per quanto riguarda il comparto della vite per la lotta allo Scaphoideus titanus. Nella prova quindi la strategia è un po' diversa da quella che siete abituati a vedere, perché ovviamente è stata impostata su melo, dove si vedono due trattamenti fatti in A e fatti in B, pre-fioritura e post-fioritura per quanto riguarda l'afide, e il primo trattamento contro la cimice asiatica effettuato in epoca C, che è quello che noi interessa perché è stato fatto con 3 piretroidi diversi. Andiamo a vedere un attimo il protocollo. Allora, questo c'è ovviamente un testimone non trattato, poi abbiamo la tesi 2, la tesi 3 e la tesi 4, dove l'unica cosa che cambia è appunto il terzo trattamento. Come potete vedere è stato effettuato con Trebonap, un piretroide 1 e un piretroide 2. I primi due trattamenti sono sempre quelli. Per quanto riguarda la tesi 5, 6 e 7, invece, anche qui come terzo trattamento vediamo sempre Trebonap, piretroide 1 e piretroide 2, l'unica cosa che cambia è il secondo trattamento che è stato fatto con un prodotto sistemico sostituto di EPIC. E adesso andiamo a vedere invece il risultato. Quindi qui quello che vediamo, diciamo su questo diagramma, qui vediamo la percentuale di mortalità delle forme mobili di Amblyseius andersonis per foglia. Ovviamente qui Fondazione Maca cosa ha fatto? Ha costituito 3 categorie, vedete harmless, harmful e harmful. Harmless vuol dire che il prodotto è poco dannoso, moderatamente dannoso oppure può essere molto dannoso, quindi ha creato quella scala che vedete a destra di pericolosità per quanto riguarda l'acaro fitoseide. Se andiamo a vedere invece i colori delle linee sotto, vedete che la tesi rossa e la tesi blu hanno una forchetta, diciamo, di mortalità che va dal 20 al 40%, e se vediamo sono le due tesi dove all'interno troviamo il Trebonap. Invece la verde e la gialla, dove abbiamo sempre dentro il piretroide 1, sono quelle più dannose perché la mortalità va da 65 fino a un 95%. Per quanto riguarda il piretroide 2 invece, che sono la viola e la blu, ha un valore medio di moderata pericolosità con una mortalità che va dal 40 fino al 65%. Quindi anche qua in questa prova qui la Fondazione Maca ha dimostrato che un prodotto come il Trebon, quindi Etofenprox, ha un potere, diciamo, è poco pericoloso nei riguardi degli acari fitoseidi. L'ultimo minuto lo prendo per rispondere a una domanda che tantissimi tecnici di cantine che fanno export, soprattutto negli Stati Uniti, mi stanno facendo. Mi chiedono se l'Etofenprox ha l'import tolerance appunto per gli Stati Uniti. Questa qui è diciamo, una pagina presa dal registro federale appunto americano, dove faccio vedere che Etofenprox ha un import tolerance di 5 parti per milione, quindi ha un LMR di 5 parti per milione. Ovviamente qui vedete la categoria che è All Food Commodities, nella quale è contenuto appunto anche il vino, quindi da questo punto di vista qui regolatorio per l'export Trebonap non ha nessun tipo di problema. Io vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola al prossimo.